Poco più di un anno fa era stato rapinato nella hall dell'hotel mentre prestava servizio notturno. Il rapinatore, poi arrestato, lo aveva colpito in testa col calcio della pistola, obbligandolo ad aprire la cassaforte, ed era fuggito con quasi 20.000 euro più altri 2.000 dollari. Ora l'incubo peggiore si è ripetuto ancora una volta per un albergatore iesolano di 55 anni, svegliato di soprassalto nel cuore della notte da tre rapinatori che avevano preso di mira la sua villetta. Entrati da una finestra, volto travisato, decisi e senza scrupoli, i malviventi hanno legato il padrone di casa e lo hanno malmenato fino a che non gli ha indicato dove fosse la cassaforte. L'albergatore è stato chiuso in una stanza mentre il terzetto si occupava, munito del necessario armamentario, a sradicare letteralmente il forziere dal muro per poterlo scassinare altrove con comodità. Sul posto è poi arrivata la polizia, allertata dallo stesso padrone di casa non appena è riuscito a liberarsi. Pesanti le conseguenze del raid, tra il denaro contenuto nella cassaforte e i danni del suo sradicamento supererebbe i 10.000 euro.